giornata mia fortunata. Ori, il sentiti palla sotto, te. E prima si ho sfrecciati. Te. Che non è proprio niente. Oggi il film non dove andare bene. Di, sta la figura, di. Ah. Voi non avete capito, per meglio dire, non volete capire che cosa significa Catania e Palermo. Voi state giudicando gli onesti galantuomini, i carabinieri una polizia che hanno denunciato per capriccio. Noi vi vogliamo avvertire che se solo un galantuomo di Corleone sarà condannato, voi salterete là, sarete distrutti, sarete scannati, e come voi, pure il vostro corpo malgrado. Ora non verreste a essere giudiziosi. Troppo 40 anni si riparla di Rinda cosa nostra, tu sei sempre uomo nell'onore non ce ne stanno più come a te. Quando fatto firma che parlavi di tutte storie vere recitate da un grande artista Claudio Gioè, tale quale a te. Ma quante emozioni quando guardi che lo film, pare di vedere ancora rinda realtà. Tutta questa gente che davanti era bene, sei grande zio Totò. Ma quando il giornale che parlano sempre te, io faccio cantare rinda una canzone mia. Si intitolava Corre di Corleone, era dedicata a te. Stiamo facendo allo Stato italiano una guerra di scoraggiamento. Mi piace? Guerra di scoraggiamento. Oh, hai chiesto cosa? Qua stiamo parlando di cose serie. E che sogno lettereo sogno? Quando si tratta di ammazzare cristiano non si applaude. A Pozzo, secondo te? Battista, dammi del fuoco. Oh, Madonna, ma dove si sarà cacciato questo conte che con i compini, Battista, che finire che ti licenzio? Ma dove si sarà cacciato questo conte Rugazzo? Signor Barone, occasione mia, non trovo casi da giocare a poker. Questo conte Rugazzo ci sta facendo camminare per tutti i capoluogo partenopeo. Non lo capisco più, questo conte Rugazzo da quando gioca al poker si sta indebitando. Signor Barone, andiamo a vedere dove sta il... In quale bettola dobbiamo andarla a cercare a questo conte Rugazzo? A me mi ha incaricato il fratello di cercarlo in queste bettolacce dove gioca al poker. Il fratello lo conosci? Il fratello del conte Rugazzo? Signor Barone, io non so solo la Frato Rugazzo. Ah, la sorella, la sorella Fee, grande nobildonna. Ma volemi aprire forse qualche cosa? Oh mamma, un sfrigiato è troppo forte a giocare poker e non lo posso accendere, perché a solo ci mettiamo contro tutti i mazzi chiesi. E allo star massa entrambi siamo a vincere questa partita di poker. Oh mamma, capito? La mamma, capito? Sì? O riccio tiene 4 assi a mano. Gli faccio sì, invece, capito? Ma tiene colore in mano. Gli faccio avete capito? No? Che bella giornata di mare. E quanta ricordi. E il nonno. Il nonno. Chi se lo dimentica il nonno? Il nonno e i suoi saggi consigli. Guaglio! Si va in docessa e fai a short! Ti non riscarica la corda! Va buono!
Babbo! Lazzare stai, si urlare! Chiari già! Che fa questo bambulino? Da non c'è! Oh no, mi serve compagni! Compagni, andame! A quello libro del po'! Siamo amico! Ah già Pedro di ok! Se hai sto tanto grotto! E ma devi suonare fumate! Beh, tra l'aspettativi, a già Pedro di una sigaretta me la già fa! Muovete perché ma te non sto capone, sto di arresto! Oh no, ad aspettare! Sono finito pure in scopanda, sono finito! Arrivederci, fa presa, già esci! Marcello, vieni, amore, io mi faccio stanco. Ma vieni Marcello, vieni Marcello. Vieni amore. Ma che lo vogliono sta inguaiati di tic? Punto 200 euro. Vedo. Andiamo, con tutto rispetto, ma che non posso dare, se lo ritirare. Gennaro, mi sordo. Quindi donna ma. Signor Barone, va bene? Vabbè. Signor Barone, ma c'è a trovare un cesso. Mamma mia, Battista, ma che modo di esprimerti! Eppure a te mi aveva consigliato il conte Ricotto, e non si dice così, tu mi fai apparire il brutte figuracce, noi siamo nel jet set. Si dice, signor Barone, ho un risentimento intestinale, cerco la ritirata, devo andare a defecare. Signor Barone, ma quale deve fare? Vieni a sciorta, ci trovare subito un cesso, ce la facci giù. Mamma mia, questo pure lo licenzio, pure ti licenzio. Vai a cercare questa ritirata. Eppure me l'ha consigliato il conte Ricotta, questo maggiordomo così trappato. Ma il grandissimo scosto mamma, che state facendo? No, ma visto, da 90.000, visto, non sta buono. Mi scusi, buon uomo, ma il mio maggiordomo Battista sta ancora nella ritirata. Ma io mi sto cagando sotto. Oh bella, non vorrei che quel bieco individuo si sia dato alle più becere pratiche onanistiche. Ma io mi sto cagando sotto. La lascia ai suoi disturbi intestinali. Io mi sto cagando sotto. Ma che è? Sotto a sti sordi è asciuta carta la morte.
mamma le panze, mamma. Signor Barone, il camo va a fare una bella sciolta a cadreta, ci fate pure posto giusto, e chi mi lasci più a cagnocchi, signor Barone, bella sciolta, signor E vi si è su dietro Deutsch. Mi sto cagando sotto. Fammi vedere come la pubblica. Adesso dietro lo mio. Il malato è bioghetas, cazzo non c'è questi bioghetas. Nonno, ma è uscito lo zio dal bagno? Ma guarda sì, il nome è merda, si è buttato a bambulì, si è buttato l'imbratanno, si è buttato il sigaretto, cioè sì, questo cane sotto il bello non fa venire a dormire con il malato è bioghetas, mi ci vuole il biscomando, sto inguaiato. Annacciame dico, ma mi sente di sto, posto per non si c'è andato facci invece. A me dove si è andato oh maronna, che combinato di nemmeno ti sono cresciuti a 1000. Che cazzo è combinato in sto gesto? Che cagato pesante! Tu si scese 20 kg, si scese! Non lo so! Allora, mamma che ha combinato, che stiamo combinando da sto gesto! Maronna, che combinato! E chi l'ha dimagrito? Guarda, ma muoiate lo cesso! Tutta la movetta sporca e già sentano! E chi se ne tomma in merda! La se ne chiude la coppa faccia da te! Stasera su 37 e un 37 tracci. O sfriggia, datemi da aspetto. Zunna, questi trucchi tuoi hanno perso tutti i soldi! Oh mamma, tu cambi pure il parrucco!